È il Veneto la regione italiana con il maggior numero di casi di influenza aviaria, 24 contro i 23 della Lombardia, l'altra area duramente colpita in Italia. L'ultimo in un allevamento di 800.000 galline ovaiole che dovranno essere abbattute a Vigasio, in provincia di Verona. Il settore è in allarme. Confagricoltura Veneto ha radunato nella sua sede di Padova 250 allevatori per fare il punto della situazione con i rappresentanti politici della regione e della Commissione Agricoltura del Senato, oltre che con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, e chiedere interventi di natura economica ma soprattutto sanitaria per arginare il dilagare del virus, visto che in regione ci sono 2.800 allevamenti e circa 50 milioni di capi. Mercoledì si riunirà il tavolo aviario al Ministero dell'Agricoltura. Gli agricoltori chiedono risposte e fondi per le aziende colpite. In particolare dall'inizio di questo nuovo anno abbiamo avuto un'impennata di casi, soprattutto nella provincia di Mantova e nella provincia di Verona, che ci sta un pochino preoccupando. Il coinvolgimento di grossi allevamenti di galline ovaiole con centinaia di migliaia di animali comporta una difficoltà, soprattutto nel gestire i focolai, che potrebbe poi portare anche a casi secondari. Abbiamo ancora una chiara evidenza di un'altissima circolazione del virus negli uccelli selvatici e quindi ci aspettiamo che almeno fino a febbraio potremmo avere nuove introduzioni. Il settore ovviamente ha bisogno di ristori per poter ripartire, ma la richiesta che viene fatta a gran voce e che porteremo anche il 22 prossimo 21 al tavolo del Ministero è quello di mettere in campo da un punto di vista scientifico un qualcosa che permetta con serenità di guardare al futuro. Gli allevatori negli anni hanno alzato quelle che sono le misure della biosicurezza, ma vediamo che queste non bastano, per cui da un punto di vista sanitario non abbiamo uno strumento per fermare la diffusione. Poi c'è l'altro aspetto, l'aspetto economico. Quando il virus entra in allevamento c'è l'abbattimento di tutti i capi, poi c'è un danno indiretto perché per un certo periodo l'allevatore non può andare a riprendere l'attività.